Ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Si è svolta oggi a Palermo la cerimonia di commemorazione dei caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace. Presenti all'evento, tra gli altri, il presidente della regione siciliana, Renato Schifani, e il neoeletto presidente dell'Assemblea regionale siciliana, Gaetano Galvagno. È stata deposta una corona d'alloro sul monumento che si trova a Villa Bonanno. Si tratta di un omaggio rivolto a tutti coloro che hanno perso la vita in una delle missioni di pace condotte dall'Italia. Dopo la fine della cerimonia è stata celebrata una messa nella chiesa di San Giacomo dei Militari all'interno del Comando Legione Carabinieri Sicilia. Passiamo alla cronaca. La polizia di Vittoria ha arrestato un 32enne con diversi precedenti per i reati di rapina impropria, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate in concorso. L'uomo, con un complice, dopo aver sottratto dei componenti ai ponteggi di un cantiere edile a Ragusa, si è dato alla fuga a bordo di un'auto, mettendo in pericolo l'incolumità di un agente che, fuori servizio, avendo assistito alla scena, stava tentando di bloccare i due. Intercettati successivamente da una pattuglia, i due soggetti hanno continuato la folle corsa fino a lanciarsi all'interno di una scarpata dove hanno impattato contro degli arbusti. Uno dei due malviventi è stato bloccato dai poliziotti, mentre il complice è riuscito a far perdere le proprie tracce. La polizia di Acireale, nel Catanese, ha arrestato due fratelli minorenni, rispettivamente di 16 e 17 anni, colti nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. A destare sospetti negli agenti l'entredesci da un garage da parte dei due. Una volta fatta irruzione nel box, i poliziotti hanno trovato 35 grammi di marijuana contenuti in un barattolo, più altri 11 già confezionati in altrettante bustine di plastica pronte alla vendita. In casa dei due sono stati rinvenuti anche 6.500 euro ritenuti proventi dell'attività di spaccio. È tempo di elezioni per 3 comuni siciliani che andranno al voto domenica prossima. Si tratta di Partinico in provincia di Palermo, Tortorici in provincia di Messina e Misiliscemi nel Trapanese. I primi due hanno visto le proprie legislature chiudersi anzitempo per via dello scioglimento di giunta e consiglio comunale per infiltrazioni mafiose. Misiliscemi, retto fino ad oggi da un commissario, è invece alla sua prima elezione dopo essere stato istituito come comune nel 2021. L'eventuale turno di ballottaggio, che riguarderebbe comunque solo Partinico, è previsto per domenica 27 novembre. Ed è tutto per questa edizione. Il prossimo appuntamento col TG Flash alle ore 20. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.